Anche ultimo giorno di 4 con zaino in spalla in giro per i rifugi, nonché inizia anche la 204esima escursione. Siamo a Monte Sennes, il rifugio che ci ha dato vita alloggio ieri sera, stamattina abbiamo fatto anche colazione. Lo lasciamo per andare al rifugio Pederu, che è lo stesso dove abbiamo iniziato questo giro 4 giorni fa. Sarà un'escursione breve, 6-7 km, praticamente tutto in discesa, e dovremo arrivare molto presto, proprio easy. Iniziamo a scendere. E ieri siamo venuti su da là. Arrivati al rifugio, qui prendiamo un caffettino al volo e poi timbrino e continuiamo a scendere. Pausa caffettino a Fodaravella. Coffee preso e lasciamo questo rifugio molto moderno. E laggiù la strada che abbiamo fatto esattamente 4 giorni fa all'andata. Siamo arrivati in vista del rifugio Pederu e continuiamo a scendere, e qui c'è un bel dislivello, fortuna che dobbiamo scendere perché in salita. Arrivati, adesso ci troviamo un posto al sole dove ci riposiamo, la prendiamo easy. 204esima escursione finita, quarto giorno di 4 in giro per rifugi, finito pure questo, perciò oggi game over. Siamo arrivati dove siamo partiti 4 giorni fa, rifugio Pederu. Stamattina siamo partiti da Monte Sennes, dove abbiamo dormito. Abbiamo fatto circa 7 km, tutto in discesa, anche abbastanza ripida. Infatti non invidiavamo chi andava su. E qui ti scrivo anche i passi fatti e i pochi piani in salita fatti. E questo è anche il 5º anno consecutivo di escursioni itineranti per rifugi. Quindi se si è interessato puoi venire sul canale e vedere tutte le nostre escursioni. Intanto, giusto per. Poi se ti è piaciuto ci vuoi anche offrire una grappa Pino Mugo, che è il top coffee, in descrizione il link. Ci vediamo dopo che andiamo a fare i turisti anche noi. Ultimo pranzetto per rifugi. Fede, tagliatelle alla selvaggina, per me gnocchetti, speck e funghi. Partiti da Pederu con l'autobus per ritornare a San Vigilio, siamo scesi alla spiaggetta di Chamaor, che è veramente carina, con un punto di ristoro per chi vuole. E ora ritorniamo nella struttura dove abbiamo alloggiato il primo giorno e dove alloggeremo oggi, che dista pochi minuti dalla spiaggetta di Chamaor. E c'è questo sentierino molto carino nel boschetto. Lassù, se si vede, la vasca idromassaggio che ci aspetta. Non vedo l'ora. E ora vi facciamo vedere la camera.
anche la cabina a infrarossi. Bagno spaziosissimo, bellissimo. La camera e il balcone che affaccia proprio sul camping. Bello, bello, bello. Finisce così nel migliore dei modi questa vacanzina a San Vigilio di Marette. Siamo all'hotel Aria de Munt che ci ha viziato, grazie. Domani si torna giù in Riviera. Ti scrivi i chilometri fatti in questi 4 giorni di cammini. Alla prossima! E Buone passeggiate.